Sarà il quinto ponte sul Piave della provincia di Treviso, un'opera faraonica che unirà Vidora a Crocetta del Montello, un tassello di viabilità tra la pedemontana veneta e il solighese, in grado di ridurre del 50% il traffico che attraversa il centro abitato di Vidor. Questo è un nuovo impegno della Regione di Veneto Strade. Entro un anno si potrà arrivare al progetto preliminare e nel 2015 ci potrà essere la posa della prima pietra. 500 metri di ponte e 5 chilometri di viabilità che ripercorrerà la vecchia strada della Ghiaia, partirà poco prima della frazione di Bosco e arriverà a Crocetta. Serve un ponte che sarà il quinto ponte. Abbiamo deciso di progettarlo, abbiamo firmato un accordo di programma, costerà 28 milioni di euro, faremo l'impossibile per realizzarlo, non è che è venuto un comitato a chiedermelo, abbiamo deciso che è ora di iniziare anche su questa partita. Speriamo di arrivare alla fine. Un'opera importante per Vidor. Ogni giorno il ponte già esistente, costruito nel 1908, è attraversato da 23.000 auto. È indispensabile ormai perché tutto il territorio ne soffre altamente e quindi ormai è quasi impossibile sopravvivere in quella zona. Il nuovo ponte, che potrebbe essere pronto proprio per il centenario della fine della Prima Guerra Mondiale, porterà lavoro alle imprese edili della zona, ora in ginocchio a causa della crisi. Se pensiamo che nel 2012 425 sono state le imprese edili che sono fallite e che hanno chiuso, sicuramente sarebbe un'importante boccata di ossigeno per le nostre imprese del territorio per eseguire un'opera.